Compariranno domani davanti al giudice per le indagini preliminari il 65enne Giorgio Gaggio e il 66enne cameriere di Mogliano Paolo Pozzobon, i due uomini accusati dell'omicidio del 75enne di Carpenedo Valerio Bari lo scorso 30 giugno. Un delitto, secondo gli investigatori, il cui movente è da ricercare nei debiti di gioco contratti dai due assassini con il vizio del videopoker. Bari, che conosceva i suoi carnefici e con i quali spesso si trovava al bar, era la vittima designata di una rapina poi sfociata in delitto. Un elemento importante per la difesa, che conta nel fatto che possa non venire contestata l'aggravante della premeditazione. Verificheremo assieme a tutte le carte processuali e probatorie dell'accusa domani, in occasione appunto dell'incontro che avrò con lui e del successivo interrogatorio che avremo davanti al giudice delle indagini preliminari. Domani giorno decisivo anche per delineare le strategie difensive. Gli investigatori, che sono arrivati ai due amici dopo una lunga ed attenta indagine, avrebbero rinvenuto il DNA di Gaggio ma non quello di Pozzobon sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere di Valerio Bari e sul nastro adesivo utilizzato per legargli le mani. Il cadavere però, sempre stando a quanto ricostruito dalla squadra mobile, sarebbe stato trasportato dal garage di Gaggio fino alla laterale di via Cassolaro a Mestre all'interno della Golf del cameriere di Mogliano, all'interno della quale ora si cercano nuove prove. Domani avremo la possibilità a tutti di verificarlo se ci sono dei riscontri probatori negli atti del pubblico ministero. Nel frattempo, nelle ore successive all'arresto, nessun familiare del 66enne moglianese si è fatto vivo con i legali. L'uomo, nelle fasi dell'arresto, si era proclamato innocente.